I gradi dell'aggettivo, parte quarta. Guardiamo ora il superlativo. Come abbiamo visto, può essere in senso assoluto o in senso relativo. In senso assoluto lo si forma o con un suffisso, curtissim, curtissim, con un avverbio, molto, multu, tantu, propi, con raddoppiamento, lung lung, alt alt, con derivazione dal latino, ottim, pessim, massim, minim, con participio rafforzativo, fermo inciudà, cald sbruyent, bagnà scurent, masarà masarent, süt sütent. In senso relativo, mi sun è il più secuscià della famiglia, quindi relativamente alla famiglia io sono il più conciato, non certo in senso assoluto.